E siamo giunti in chiusura di questo lungo convegno all'Arcoveggio, 1660 metri, cavalli di 4 anni, sono tutte femmine. Enia, Elena Cole, Ellie Brodipa, Elite GSO, Unplane B, Explosive Girl LF, in seconda linea Elite, ritirata Emilia Adri, numero 9 Lenoir Treb, 10 Esther DSE. Pronostico che vede netti favori per Elena Cole in chiusura di gioco. Intorno al 50% la sua quota, anche più bassa. Gennaro Pacileo in sediolo, macchina che accelera. Partiti con la velocità iniziale di Ellie Brodipa che conquista la testa nei confronti di Enia, all'esterno veloce anche l'IGSO che insiste all'esterno, attacca in 150 metri e nuova leader. In vantaggio dunque Elite GSO che si trascina Ellie Brodipa, terza posizione per Enia, che però ha un'incertezza e sbaglia. Numero 1 Enia squalificato. Terza posizione alla corda così per il numero 2 Elena, per il numero 7 Elite, mentre Ellie Brodipa continua a guidare con all'esterno ora Elena Cole che progredisce. Elena Cole sopravanza Unplane B in terza ruota e ora si porta a ridosso di Elite GSO dopo i primi 600 in 46,1 davanti alle tribune. In vantaggio Elite GSO nei confronti di Ellie Brodipa, all'esterno si impegna Elena Cole, in schiena c'è Unplane B, poi una terza pariglia formata da Esther DSE, che però è ancora lontana dalla testa, praticamente in ultima posizione. Cavalli che si avvicinano al chilometro che Ellie Brodipa completa in 1:16,6. Ellie Bro in vantaggio, ora Elena Cole va con maggior decisione al suo attacco, a contatto rimane Ellie Brodipa. E l'IGSO sempre leader, ma l'attacco ora si fa veemente da parte di Elena Cole che prende qualcosa di vantaggio su Elite GSO. Ellie Brodipa pronta a spostare all'esterno, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo, si presenta in vantaggio Elena Cole, in difficoltà invece il GSO, a centropista ci prova Ellie Brodipa, finale con Elena Cole che viene a dominare letteralmente con Gennaro Pacileo, vince facile il secondo posto per il numero 3 di Ellie Brodipa, per il terzo finiscono in linea all'interno Elite al largo e Lenoir Treb. 1:15,7 il ragguaglio conclusivo, la vittoria facile e netta con un percorso d'assalto da parte di Elena Cole e Gennaro Pacileo che confermano l'ottimo momento di forma e vengono a vincere al training lo stesso Gennaro Pacileo per conto del signor Lorenzo Verrucci. È tutto per questo convegno di corse, l'appuntamento con l'Arcoveggio è per giovedì prossimo.